Nella Superlega maschile Padova e Verona avanti tutta. La QN Padova ha vinto 3-1 contro Modena. Battaglia tutt'altro che facile, 26-24 il primo parziale, poi un 25-22 per gli emiliani, quindi 25-19 e 25-23 per i veneti. In evidenza i 28 punti di Hernandez. L'impresa è servita. È un Santo Stefano d'oro, quello della Pallavolo Padova, che in una QN Arena gremita in ogni ordine di posto si toglie lo sfizio di battere dopo 3 anni la corazzata Modena e di fare lo scherzetto di Natale allo zar Ivan Zaitsev con un 3-1 perentorio. Per i 4.000 di San Lazzaro una giornata epica. La squadra di Baldovin, trascinata dai 28 punti di Hernandez e dalle prove superbe di Travizza, Danani e Ishikawa, fa suo il primo set ma subisce nel secondo la rimonta modenese e il 22-25 che riequilibra i parziali. Lo scatto nel terzo tempo però tramortisce Modena e il suo zar in giornata no e per lunghi tratti in panchina. Col 25-19 del 2-1 Padova decolla e concretizza la spinta del suo pubblico conquistando anche il quarto set e il 25-23 che chiuso dal punto finale fa esplodere la QN Arena e regala ai bianconeri 3 punti storici. Chiaramente era una partita molto difficile sulla carta, però questo gruppo ha dimostrato di avere dei picchi di prestazione molto interessanti. Sapevamo che era importante fare bene in ricezione perché loro hanno una serie di battitori molto difficili da gestire e fare altrettanto bene in battuta. Se riuscivamo a fare bene queste due cose sapevamo che potevamo giocarcela, così è stato. Loro sono un po' calati al servizio alla fine, quindi ci hanno permesso di dare un po' di più respiro al cambio palla, però il cambio palla dal primo set in avanti si è pian pianino registrato e siamo stati molto efficienti. Ma Padova ha messo insieme un grande ritmo e noi non siamo riusciti a reagire. Niente, non ha girato la nostra partita, punto e basta. Alla misura della Mission Impossible, la prima giornata di ritorno di Superlega, Padova ospita Modena, QN Arena aperta per annunciato spettacolo nel giorno di Santo Stefano. Di fronte ai bianconeri 4 sconfitte nelle ultime 5 gare ci sono lo zar Zaitsev e i suoi compagni giallo-blu della Leo Shoes, terza forza del campionato, freschi di qualificazione agli ottavi di Kopachev. La cronaca del match però riporterà di una Padova alla fine superiore in ogni fondamentale, trascinata da un ottimo Hernandez. Avvio prepotente dei bianconeri che forzano subito il servizio, poi il primo parziale è un continuo sorpasso a vicenda con Ishikawa a trovare il primo set ball grazie al servizio del 24-23 e il muro di Barnes su Anderson a chiudere 25-23, 1-0 Padova nel secondo set. Sono continue le accelerazioni di Modena fino al set ball conquistato da Anderson, oltre pareggia il conto dei set 22-25, 1-1. Nel terzo set la Leo Shoes prova a mantenere l'inerzia e mette presto la freccia, ma Hernandez fa volare Padova al servizio e manda i giallo-blu in totale confusione. Non incide nemmeno Zaitsev, alternato tra campo e panchina. Lo zar spara fuori la battuta e Padova va così su 2-1, 25-19 il punteggio finale del terzo set. Il quarto è un continuo a testa almeno fino al 20-17 con Ishikawa devastante alla battuta a sparare a terra la palla del 25-23 del 3-1 finale. È però sempre Hernandez che chiude il match tra l'apoteosi del proprio pubblico, vero e proprio colpaccio da 3 punti della QN Padova che a 3 anni di distanza dall'ultimo successo casalingo conquista la vittoria piena contro Modena in un palazzetto sold out. Vera festa con il pubblico, si chiude con la Geyser Sound, il battito di mani ritmato tra parquet e tribuna. Missione compiuta il match di Santo Stefano e bianconero. Padova raggiunge in classifica quota 18 e chiude il 2019 al 6° posto in classifica. Ora la pausa per le feste, i ragazzi di Baldovin torneranno in campo il prossimo 16 gennaio a Vibo Valencia.